Regione Veneto e Confartigianato hanno promosso un incontro dedicato ai cosiddetti appalti verdi, un'opportunità per le imprese la cui offerta rispetti i criteri ambientali minimi stabiliti dal Ministero. Questo nell'ambito di una strategia in tema di sviluppo sostenibile, che ha anche altre e pressanti motivazioni. Economia circolare. Se ne parla dal 1972 e oggi la si dipinge spesso come un'opportunità per le imprese. È vero, da modo di distinguersi, di farsi scegliere da un pubblico sempre più sensibile e attento alle problematiche ambientali. In realtà, però, sono le proiezioni di chi valuta le risorse del pianeta, ponendole in relazione all'andamento dei consumi, ad indicarci la strada. Una strada obbligata, giacché gli studiosi ritengono che nel volgere di qualche decennio la vecchia Terra non sarà più in grado di soddisfare le nostre esigenze, né di accogliere tutti i nostri rifiuti. Insomma, dobbiamo riciclare. Così indica la Commissione europea, che chiede agli Stati membri di raggiungere, entro il 2030, obiettivi rilevanti rispetto alla transizione verso l'economia circolare e all'utilizzo efficiente delle risorse naturali. In questo modo si spiegano anche le norme che dal 2016 obbligano la pubblica amministrazione ad acquistare beni e servizi tenendo conto del loro impatto ambientale e sociale nel corso dell'intero ciclo di vita: produzione, utilizzo, smaltimento. In quest'ottica, la Regione Veneto ha ideato e messo in opera il piano di azione triennale per l'attuazione del cosiddetto GPP, Green Public Procurement. Obblighi che le imprese interessate a partecipare ad appalti pubblici non possono ignorare. Le imprese devono riuscire ad essere competitive nel mercato, quindi green, cambiando la propria visione strategica nella gestione aziendale e investendo nella sostenibilità ambientale e nei prodotti e materiali e materie prime, quindi, che siano il più possibile riciclabili. Ampia è la gamma di prodotti e servizi che devono rispettare i cosiddetti CAM, criteri ambientali minimi. Lo attesteranno specifiche certificazioni rilasciate da organismi competenti. Comprendono un po' tutti i grandi settori degli investimenti della pubblica amministrazione, dall'edilizia agli prodotti sanitari, ai prodotti fitosanitari, al CAM sulla riqualificazione del verde, al CAM infrastrutture, che appunto è in via di definizione, al CAM sulla gestione dei rifiuti urbani, al CAM sull'illuminazione pubblica, al CAM sull'efficientamento energetico. Insomma, tutti i grandi settori sul risparmio energetico e comunque sulla grande attività in materia di pubblica amministrazione che va dalle costruzioni al mercato di beni e servizi. La Regione incentiva questa forma di offerta. Come? La Regione già dal 2015, da dicembre del 2015, ha approvato un piano di azione regionale sugli acquisti verdi, e ancora prima che questa attività diventasse obbligatoria a livello nazionale. In questo senso la pubblica amministrazione regionale si è attivata sia con propri bandi all'interno quindi dell'amministrazione, quindi anche l'amministrazione regionale a sua volta è una centrale di committenza importante, e sia anche come attività di formazione, sensibilizzazione e informazione rivolta alle aziende. Chi voglia saperne di più si rivolga all'Ufficio Ambiente di Confartigianato Vicenza.